Oggi vi porto a Gemona. La prima testimonianza scritta dell'esistenza di Gemona del Friuli risale al 611 nel libro Historia Longobardorum di Paolo Diacono. Fin dalla preistoria questa zona ha avuto un ruolo fondamentale, è infatti un passaggio obbligato per quanti vogliono spostarsi dall'Adriatico alle Alpi al nord Europa. Gemona fu quasi completamente rasa al suolo, ma non dalle guerre, dal terremoto del 1976. I danni furono tali e tanti che ancora oggi il castello, che potete vedere alle mie spalle, non è stato completamente restaurato. Andiamo a dare un'occhiata. Questa era Gemona, spero che vi sia piaciuta. Come sempre, se avete altri luoghi da consigliarmi o che volete vedere, lasciate un commento. E noi ci vediamo al prossimo video.